Il giorno del giudizio. L'apocalisse inizia col crack di BPV e di Veneto Banca. Da allora a oggi un lungo inferno per migliaia di risparmiatori in attesa di un fondo di ristoro capace di restituire giustizia a chi ha perduto tutto, anche la speranza. Un tunnel di disperazione che sfocia stamattina a Vicenza con migliaia di ex soci delle popolari venete che si assembrano davanti a questo centro sport per fare i conti col governo del cambiamento. In una città blindata, in ansiosa attesa, arrivano i due vice premier Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Fuori gli urli a squarciagola: non traditeci! Dentro le strette di mano, il contatto immediato con la folla di 1200 risparmiatori che hanno potuto entrare, che sono riusciti a trovare un posto. Salvini e Di Maio, i due soci di maggioranza del governo giallo-verde, camminano nella bolgia, accolti come guaritori dal popolo che soffre. Ora però sono chiamati al miracolo, devono far partire il fondo di ristoro. Don Torta si avvicina a Salvini, gli bisbiglia qualcosa. Grazie. Mi sa che siamo addirittura di arrivo. Speriamo. Perché c'è tanta gente che sta soffrendo davvero. Nel centro sport inizia l'assemblea con Salvini e Di Maio sul campo da basket a far la loro partita, a portare la loro voce in mezzo alle tribune piene di risparmiatori. Sulle poltronissime ci sono le autorità, dal presidente veneto Luca Zaia al ministro Erika Stefani fino al sindaco di Vicenza Francesco Rucco. I viceministri rispondono alle domande, assicurano un intervento urgente, lanciano messaggi a Banca d'Italia e a Consob. Comunque siamo qua è perché chi doveva controllare non ha controllato, perché Banca d'Italia e Consob andrebbero azzerati. Penso che possiamo convenire che il minimo che si possa fare dopo tutto quello che vanno fatto è non mettere la gente di prima negli stessi posti. 2 ore e mezza intense, poi i vice premier se ne vanno, l'assemblea dei risparmiatori continua, ma Salvini e Di Maio, come sono comparsi, spariscono inghiottiti dalla folla. Il leader dei 5 Stelle lascia la città mentre Salvini resta a Vicenza. Partecipa a un pranzo organizzato dalla Lega, ma è sempre in movimento, il suo è un impegno continuo. Mentre gli altri commensali mangiano, lui è fuori, su un terrazzo, al telefono. Visita la sede del Carroccio, poi si reca a Hit Show, la fiera della caccia che apre oggi. Domani a Trieste. La giornata vicentina è stata lunga, intensa. Più di così non si poteva, meno di così non si doveva. I risparmiatori adesso aspettano il miracolo.